Salve a tutti e benvenuti alla 11ª edizione del torneo. Se vedremo al terzo tempo è la finale, finalmente la grande occasione il calcio d'inizio. Il titolo, il Novale con in porta il numero 1 Giulio Lanaro, con il numero 2 Jacopo Perin, con il numero 3 Colpo di tacco che lancia Rocca sulla destra. con il Volata di 4 Simone Hai Torri, visto? E Volata miracolosa del Michele portiere. Ruffieri, con il numero 6 Giovanni Crocco, con il 7 Massimo De Zen, con il numero 8 Antonio Crocco, con il numero 9 Laura Filippo. E adesso è il momento dei nostri sponsor. La 7ª edizione del torneo, se vedremo al terzo tempo, è resa possibile grazie a... Ancora l'occasione adesso per il Ponte, viene avanti Diego Urbani, il passaggio per Fabio Zini, prova il tiro, la respinta, ribattuta, poi Lanaro di testa, di coscia, poi la respinta verso la fascia laterale dove c'è Marco Cornale che sposta Marco Montagna, tacco, naso, Cocige, frangente molto complicato e complesso, gli spettatori sono ammutoliti per questa emozione, poi scoppia ma vicino a me. E orientamelo! dopo la Non si grandissima sentiva. occasione avuta da Enrico Masiero che però non viene sfruttata. Pirotecnica. Vicino a me. Le palla, lo stop, il tiro, incredibile, il palo e palla fuori, l'occasione. In questo frangente. Ugo, dove vai? Incredibile, la partita emozionantissima, 5-5 il risultato da Novale e Ponte dei Nori. La partita continua. Così, chi ha fatto Una palla? news proprio con la conferenza stampa che c'è stata oggi del portiere del Ponte dei Nori, Lele Massignani, ha spiegato come è nata l'idea di diventare portiere e dice: quando ero sotto Naia nell'esercito giocavo spesso in porta e infatti facevo tantissime parate militari.